Bene, eccoci nuovamente qui. Abbiamo avuto la nostra piccola pausa e riprendiamo dal dottor Lamarca che prima, mentre ascoltava i commenti precedenti sulla mancanza di un'adeguata medicina di prossimità, scuoteva la testa in senso affermativo, quindi immagino che anche lei veda un problema reale in questo. Assolutamente sì, però, dottor Baroni, lei ha esordito questo nostro incontro pomeridiano con un'affermazione che io mi permetto di contestare, nel senso che lei ha detto che questa pandemia era assolutamente inaspettata. Se così fosse stato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non avrebbe ritenuto necessario ed opportuno invitare tutti gli Stati membri a allestire e predisporre un piano pandemico. Sul piano pandemico io non entro nel merito perché ormai ci sono state fior di trasmissioni che ne hanno trattato in maniera assolutamente diffusa. Resta il fatto però che nel piano pandemico, per esempio, sarebbe previsto chi fa cosa e quando, sarebbe prevista qual è la prima linea se scoppia una pandemia, ovviamente la medicina del territorio, non certo le terapie intensive, che sono la punta di un iceberg, o meglio la punta di una piramide, dove la base non può che essere la medicina dei medici di medicina generale, la prima trincea. Inoltre, un piano pandemico avrebbe obbligato tutti a predisporre un consistente quantitativo di dispositivi di protezione individuale, i famosi DPI, che all'inizio della pandemia mancavano. E non parlo solo delle mascherine. A questo proposito ricordo che uno degli interventi del nostro comitato fu proprio quello di richiamare l'applicazione della legge 81 del 2008, il famoso testo unico sulla sicurezza, il TUS, che al titolo decimo, se qualcuno è interessato, a partire dalla pagina 125 di questo testo unico, che è un malloppazzo, riguarda proprio i rischi da contaminazione degli operatori da agenti biologici. E ricordo che questa legge 81 mette in capo al datore di lavoro la responsabilità anche penale delle inadempienze conseguenti. Ora, senza entrare nel merito di questioni che competono alla magistratura, è evidente che il non aver predisposto in maniera tempestiva ed adeguata un sistema di prevenzione degna di questo nome ha messo in difficoltà tutto il sistema. Un altro aspetto importante da ricordare è che la chiusura di reparti interi ospedalieri e la destinazione di alcuni ospedali, come nel caso nostro di Jesolo o di Dolo per quanto riguarda il territorio della terraferma veneziana, trasformati in Covid hospital, ha consentito di fatto di reperire quei medici e quegli infermieri che necessitavano poi per potenziare le attività sui reparti Covid. Questo però che cosa ha comportato? Ha comportato che ci siamo ritrovati con un arretrato di migliaia di visite ambulatoriali non eseguite, di follow-up non effettuati, parliamo anche di pazienti oncologici, di chemioterapie non eseguite, di interventi chirurgici non effettuati. Ci si aspettava che nell'estate in cui sembrava ci fosse uno spiraglio, diciamo così, positivo, si corresse ai ripari per smaltire l'arretrato. Così non è stato. Adesso ci ritroviamo con tutto l'arretrato dell'anno scorso più tutto quello nuovo che la zona rossa impone. Guardi, dottor Lamarca, lei ha assolutamente ragione e tra l'altro devo dirle sfonda una porta aperta. Le posso però assicurare che parlando da cittadino, io non faccio il medico né lo scienziato, io come altri 59 milioni di italiani non ci aspettavamo una pandemia ed era questo il senso del mio intervento in Sì, apertura. ovvio. Certo, però Tra guardi, l'altro, dottor Baroni, dato che sì. Bill Gates ormai è diventato una specie di preveggente e ne aveva già parlato con largo anticipo, è recente l'ultima sua sortita in cui già preannuncia ulteriori pandemie sostenute da altri nuovi patogeni molto più aggressivi di questo
e che mieterà stragi inimmaginabili. Bene, tutto questo non per allarmare chi ci ascolta, ma per sollecitare le autorità competenti a provvedere in maniera adeguata a formulare un piano pandemico vero, realistico, con quello che abbiamo, ma messo in campo nel modo giusto. Abbiamo bisogno dell'esercito? Abbiamo per un anno visto militari per le strade, ma non abbiamo visto medici militari all'opera. Sì, nel frattempo abbiamo chiesto ai medici cubani di venire qua. Però, detto Anche questo, russi, anche russi. anche russi, per rimanere nell'argomento e soprattutto nel suo territorio, io chiedo a Matteo di preparare il contributo filmato di un'intervista che io ho realizzato questa mattina perché lui era occupato nell'ora della trasmissione con il dottor Maurizio Franchini, che è il vice primario del Covid Hospital di Jesolo, dove fra gli altri argomenti abbiamo trattato proprio questo. E ritornando a quello che avevamo detto in apertura con il dottor Liard, la prima domanda che gli abbiamo fatto, che gli ho fatto a lui che è anche immunologo e allergologo, gli ho chiesto esattamente che cosa aveva notato di differenza in questi tre filoni, in queste tre onde della pandemia. Quindi vediamo un attimo questa intervista e poi magari la commentiamo assieme. La prima ondata ci ha trovato sicuramente impreparati, una cosa che non vivevamo da 100 anni, perché l'ultima pandemia è stata la spagnola, ormai lo sanno tutti, ed eravamo veramente impreparati, abbiamo combattuto proprio a mani nude, perché quello che ci mancava soprattutto erano i dispositivi di protezione individuale. E non dimentichiamoci di tutti i morti che abbiamo avuto nell'ambito sanitario tra medici e infermieri, siamo arrivati ormai a più di 400 solo in Italia. E abbiamo veramente combattuto a mani nude in quel primo periodo. E in quel primo periodo, nella prima ondata tra marzo e maggio, abbiamo vissuto dal punto di vista nostro psicologico anche in maniera importante. Ovviamente avevamo da una parte il timore di ammalarci, e io sono stato uno di quelli, il timore di portare il virus a casa ai nostri affetti, e poi siamo stati anche coinvolti dal punto di vista psicologico nel capire fondamentalmente di questi pazienti. Noi ne abbiamo avuti 200 in totale in quei primi mesi di pandemia, capire che eravamo veramente gli unici che potevano stare vicini ai pazienti in quel momento, perché non avevano assolutamente nessuna possibilità di contatto con i propri familiari. La seconda ondata l'aspettavamo, non certo con i numeri superiori ancora rispetto alla prima, perché siamo arrivati ad un picco massimo di 85 posti letto occupati contemporaneamente, che sono tanti per un Covid hospital che copre esclusivamente la zona del Veneto orientale. Non esiste, mettiamoci in testa che non esiste ancora una terapia specifica del Covid-19. Non esiste ancora. Ne utilizziamo parecchie, i cardini fondamentali adesso sono il cortisone, l'eparina e un antivirale in particolare. Questa è la terapia che utilizziamo adesso, ma siamo arrivati a questo con approssimazioni successive, utilizzando Diciamo che, se inizialmente... posso permettermi, chiedo scusa, l'interrompo, siete andati anche un po' per tentativi, perché non c'era un protocollo da seguire e non essendoci stato precedentemente. Assolutamente no. Esattamente. Certo, ma Quindi noi abbiamo accolto quello che avevano già fatto in Oriente, in Cina, abbiamo accolto quelle terapie lì, le abbiamo utilizzate in tutto il mondo, scoprendo poi piano piano che alcune di quelle che utilizzavamo nella prima ondata non funzionavano così bene come si era ipotizzato, e siamo invece arrivati a capire che ce n'erano altre che funzionavano meglio, ma non al 100%. ci domandiamo, stiamo facendo sacrifici, zone rosse, zone arancioni, zone gialle, alla fine siamo ancora in lockdown, siamo ancora di fronte alla problematica. Perché? Perché sta succedendo tutto questo? Perché non riusciamo ad arrestare questo virus? È davvero colpa nostra dei cittadini che non facciamo sufficientemente attenzione, o sono più fattori concatenati che ci portano a questo? Vado per la seconda. Sono sicuramente più fattori contemporaneamente, poi
Tra l'altro, fare delle analisi adesso come adesso, in questo momento, in cui siamo ancora nel pieno della pandemia, perché non è assolutamente finita, non sappiamo esattamente, ci speriamo che adesso con l'arrivo della vaccinazione di massa si riesca a ridurre questa pandemia, ma in realtà non sappiamo ancora bene a che punto siamo. Speriamo di essere al buon punto anche sulla base dell'esperienza delle precedenti pandemie, ma non ne siamo assolutamente certi. Però fare delle analisi in questo momento potrebbero essere smentite tra qualche anno, quando invece riusciremo a farle più correttamente. Però molti si chiedono ancora oggi se questo problema del piano pandemico, che in qualche modo sembra non fosse stato adeguatamente aggiornato, abbia una responsabilità, ovvero davvero non ci siamo preparati adeguatamente per un evento che avrebbe potuto succedere. Lei mi stava confermando che chi si occupa di scienze di medicina questo in qualche modo lo prevedeva? Per la prima fase sì, per la prima fase posso essere d'accordo, è stato così, non ce l'aspettavamo. Nella seconda assolutamente no. Sono fattori che non riusciamo assolutamente a controllare, sono molteplici. Ci sono le varianti, per cui dobbiamo anche chi in parte o è stato infettato o comunque è stato magari vaccinato potrebbe non essere completamente coperto da queste varianti. Stiamo tra l'altro cercando di capire anche questo, stiamo cercando di capire se i vaccini quanto ci proteggono dalle varianti. Sembra che da quella inglese le vaccinazioni che stiamo facendo in questo caso sicuramente ci proteggeranno, ma dalle altre, e ne stanno venendo fuori sempre, ma è normale, è l'evoluzione normalissima del virus, non è che dobbiamo dare la colpa a un politico, a un sanitario, cioè, i virus sono così, è l'evoluzione naturale dei virus, è la selezione naturale dei virus che fa questa cosa qua. Quindi di varianti è possibile che ne vengano fuori ancora. Possiamo, a fronte di una variante che si diffonda e che non sia coperta dal precedente vaccino, nel giro di un mese possiamo modificarla e avere un nuovo vaccino già pronto. E quindi i tempi tecnici saranno solo quelli di un'ulteriore somministrazione da fare a tutta la popolazione. Bene, allora passiamo da me a me. Ero registrato, ovviamente, l'ho detto prima. Allora, la colpa è del virus, dottor Liard, però no, non solo, insomma. Sì, è colpa del virus, però si poteva, a mio avviso, evitare la strage. E soprattutto parlando di strage, mi viene in mente quella degli innocenti all'interno delle RSA, all'interno delle case di riposo. Ad oggi noi registriamo decessi equivalenti a circa 2800 unità nel Veneto. E questo è un altro problema quando mi riferivo all'attività di assistenza territoriale. Il Veneto ha fatto crescere come funghi negli ultimi anni strutture di residenze sanitarie per anziani e ha poco investito sulla domiciliarità. E allora, siccome ormai andiamo verso un'età anagrafica molto avanzata, questo è un problema che riguarda la futura pianificazione. Vorrei dire un'altra cosa a proposito di vaccini. Noi siamo per dire vaccini a tutte e tutti nel più breve tempo possibile. Le do dei dati. 4 giorni fa, nella provincia di Venezia, 31 strutture di RSA, abbiamo registrato solo tra gli ospiti 7 positivi su 2833, quindi lo 0,18%, e tra i dipendenti solo 16 contagiati su 3551, 0,45%. Per cui il vaccino funziona. E anche qui, dottor Baroni, dovremmo aprire
un ragionamento di collaborazione verso il presidente Zaia per far sì due cose. Uno, di massima promozione del vaccino e due, un'accurata e attenta informazione e comunicazione per quanto riguarda i futuri vaccinati. A me sembra che questi due aspetti non ci siano oggi. Guardi, io non dovrei, e chiedo scusa a voi in collegamento con me e ai telespettatori che ci stanno guardando, però mi ha fatto sorridere, non dovrei portare la mia esperienza personale, però mi ha fatto sorridere che essendo io diabetico da 20 anni, sono ovviamente come tutti un po' preoccupato per la salute, ma non per questo voglio nessun tipo di privilegio. Ho semplicemente cercato di capire dalla segreteria dell'assessore regionale qual era la pianificazione per i vaccini. Io non ho ricevuto ovviamente alcuna risposta. Ma quello che mi fa sorridere è un'altra cosa, è che ieri ho chiamato in Messico perché devo andarci per motivi di lavoro e mi hanno detto che io appena arrivo, nonostante io non sia messicano, semplicemente per avere oltre 60 anni di età, verrò tempestivamente vaccinato. Questo ve lo porto perché noi identifichiamo molto spesso il Messico come un paese del terzo mondo, poi invece succede questo. Non voglio fare nessuna polemica, però certo ti lascia un po' disorientato. E io ripeto, sì, casualmente conduco un programma televisivo perché questo è stato il lavoro della mia vita, ma io sono un cittadino e quindi come tale anch'io rimango un po' sorpreso quando succedono queste cose. Ma per venire un po' più a casa nostra, direi, dottor Manno, di vedere alcuni grafici che lei ci ha portato e di commentarli per capire esattamente in Veneto che cosa è successo. Ma credo che sia interessante per quello che dicevamo prima, cercare di capire che cosa è successo per non ripetere gli errori fatti. Certamente è colpa del virus, ma questa frase non vuol dire niente, evidentemente. È vero che ci sono state altre pandemie, è vero che ci si deve aspettare che altre ce ne saranno, è vero che esistono delle norme. Il dottor Lamarca citava prima il decreto legislativo 81 del 2008, che è il testo sacro della medicina del lavoro, se vogliamo, con cui io mi sono, volente o nolente, dovuto confrontare, se non altro per motivi, diciamo, di compiti didattici per molti anni. Però è chiaro che non si può prevedere tutto e che l'attribuzione delle responsabilità al datore di lavoro, sacrosanta, non ci tutela rispetto a poi le cose che in pratica bisogna fare. Però io lo ringrazio di questo richiamo, perché non è così sovente che venga fatta un'associazione al decreto 81 in questo contesto, quando invece la valutazione dell'idoneità, per esempio nei positivi o nei guariti, o comunque chi ha a che fare con il virus, non è così scontata. Infatti noi cerchiamo adesso vorremmo considerare questa cosa, e credo che Covesap, di cui non abbiamo parlato, ma che volevo ricordare, è il coordinamento veneto per la difesa della sanità pubblica, di cui il Salvatore Liard è membro attivissimo con il suo movimento veneziano, anzi è il comitato, diciamo pure, più vecchio e anche più attrezzato culturalmente, fa parte. Vorremmo porci questo problema, come altri problemi, quello dei vaccini, che è quello che dovremo affrontare nei prossimi mesi. Io sottoscrivo quello che diceva Salvatore poco fa, e dovremo correggere il tiro, perché alcune mosse che sono state fatte da parte del governo ultimamente nella gestione vaccinale non ci trovano d'accordo. Per esempio la sospensione dell'AstraZeneca, ma questo è un argomento delicato, se volete ne possiamo ritornarci successivamente. Allora, Sì, che sì, cosa avremo è modo successo sicuramente l'anno di parlare proprio dei vaccini perché questo è il tema in questo momento, in assoluto. Assolutamente, è il tema, esattamente. E infatti Covesap vorrà affrontarlo per spiegare, per capire intanto e per spiegare, perché la comunicazione è fondamentale nella gestione della pandemia, come vedremo adesso dai dati che ci mostrano cosa è successo nella seconda ondata nel Veneto.
Allora, cosa è successo? A metà novembre, quando in tutta Italia si verificava il picco pandemico e quindi i dati relativi ai contagi cominciavano a scendere, si verificava quello che voi vedete. Adesso la data di questa immagine è al 15 dicembre, ma in realtà il tutto è cominciato circa un mese prima. Quei pallini che voi vedete sono rappresentativi dell'incidenza, cioè del numero di nuovi casi per unità di popolazione, cioè 100.000 abitanti, e che ci dice quanto attiva è la diffusione del virus in un determinato periodo. Questi sono dati relativi a una settimana. Voi vedete che di gran lunga il Veneto, possiamo dire il Triveneto, è la zona in Italia con una più rapida diffusione del contagio. Questo è macroscopico, non ha bisogno di ulteriori commenti. A questa diffusione del virus è seguita, a distanza di pochissime settimane, un paio di settimane, se vediamo la diapositiva successiva, l'aumento dei ricoveri. L'aumento dei ricoveri sia nei reparti di terapia intensiva che nei reparti Covid di terapia subintensiva e di degenza. I due grafici mostrano, quello in azzurro, il dato relativo al Veneto e quello in arancione, i dati relativi all'Italia. I dati sono confrontabili direttamente perché ci dicono quanti pazienti erano ricoverati a un dato tempo ogni 100.000 abitanti. Quindi noi possiamo fare un confronto diretto fra le due situazioni, quella nazionale e quella regionale. Voi vedete chiaramente che agli inizi di dicembre, fine novembre, inizi di dicembre, c'è una divaricazione. Il numero dei pazienti ricoverati in tutta Italia scende, questa è la media italiana, mentre in Veneto comincia progressivamente a salire e sale per oltre un mese. La terza diapositiva che voglio mostrarvi è relativa ai decessi. Questo materiale è stato prodotto dal dottor Buzzetti, Roberto Buzzetti, con cui abbiamo condiviso una conferenza su Zoom organizzata da Covesa proprio su questo tema, l'anomalia veneta, e sono comunque dati della protezione civile che il dottor Buzzetti ha elaborato e rappresentato. Anche qui vedete il picco azzurro relativo ai decessi in Veneto per 100.000 abitanti e la linea tratteggiata rossa è la linea italiana. Voi vedete che sia come altezza delle curve, sia come superficie, diciamo, abbiamo dei valori che sono circa il doppio relativamente al numero di abitanti. I valori assoluti evidentemente, ma li abbiamo già sentiti prima, sono significativi, cioè oltre 10.000 in Veneto, oltre 100.000 in Italia. Non c'è una proporzione. Sì, se consideriamo che in Italia ci sono 19 regioni o province autonome, certo. Esattamente. Bene, questi dati sono molto significativi. L'elaborazione di Buzzetti continua. Se vediamo la quarta diapositiva, abbiamo sostanzialmente quello che abbiamo già visto confrontato. Voi vedete che ci sono delle differenze eclatanti e questo significa che in Veneto è successo qualcosa che nel resto d'Italia non è successo, e questo è importante chiedersi, ripeto sempre, per non cadere nello stesso errore. Covesap, che ricordo si era costituito precedentemente al Covid,
e si occupava soprattutto della difesa, del potenziamento, della promozione delle strutture e del personale per la sanità pubblica nella nostra regione, e comprendeva una ventina di comitati che si erano creati nelle diverse province a seguito di improvvide decisioni di chiusure di reparti o di ospedali o di altre decisioni che l'amministrazione regionale sostanzialmente aveva posto in essere, con l'idea di un contenimento della spesa e con un effetto oggettivo, in molti casi, di potenziamento delle strutture private rispetto a quelle pubbliche, come noi personalmente abbiamo potuto anche sperimentare come pazienti della riabilitazione, ma questa è un'altra storia, magari avremo occasione di raccontarle in Sì, un'altra sicuramente occasione. questo è un tema, dottor Manno, che riprenderemo. Io la interrompo un attimo perché vorrei che la gente focalizzasse bene i numeri che lei le sta dando e quindi prenderei una pausa, alleggerirei un attimo questa presentazione dei numeri, anche perché potrebbe collegarsi con noi un altro ospite, e lancerei un contributo filmato realizzato dalla nostra Laura che mi sembra comunque interessante perché noi gli infermieri li sportiamo e quindi c'è Silvia Biondo, che è una veneta che fa l'infermiera a Londra e che ci ha raccontato un po' il suo punto di vista su questa pandemia. Per cui mandiamo il contributo filmato, per favore, Matteo. L'immagine che in molti ipotizzano che l'Italia abbia avuto all'estero di inizio pandemia, di così, questa immagine un po' pestata, se vogliamo dire, è anche è corretta, è sbagliata? Come è stata vista dall'inizio? Allora, la mia esperienza personale, personalmente non mi sono mai sentita trattata come untrice o non ho mai sentito questa immagine dell'Italia considerata appunto come untrice. A livello mio di reparto, quindi personale mio, di esperienza mia, posso solo dire che i colleghi a lavoro erano più interessati nel sapere cosa stava succedendo in Italia, quali erano le condizioni, i numeri di contagi, le condizioni in ospedale, quali tipi di dispositivi di protezione venivano usati in Italia, quali tipi di terapie venivano usate. Io come appunto infermiera non mi sono mai sentita considerata dai miei colleghi inglesi come untrice, non ho mai sentito appunto pensare o passare un'idea dell'Italia vista come untrice, anzi poi si è rivelata essere alla fine quasi un esempio anche per l'Inghilterra, perché Certo. molte anche appunto dispositivi di protezione, ma anche misure restrittive, distanziamenti sociali sono stati messi in atto dall'Inghilterra successivamente a quanto aveva già fatto l'Italia. Capito. E quindi diciamo che in Italia possiamo dire che la nostra campagna vaccinale diciamo, viene discussa con pareri contrastanti, troppo veloce, troppo lenta, troppe pochi verifiche, cose che effettivamente non si sanno, a parte gli esperti sui quali noi appunto dobbiamo affidarci. Ma la mia domanda a questo punto è: in Inghilterra invece, che siete così avanti come numero di popolazione già vaccinata, come viene percepita questa cosa, cioè la vostra campagna vaccinale? Allora, sicuramente inizialmente c'era un po' di scetticismo generale, si era scettici, si aveva anche, vogliamo dire, paura forse, si era un po' impauriti, soprattutto secondo me per il fattore della velocità, per quanto veloce fosse stato creato questo vaccino, per quanto veloce in Inghilterra fosse stato somministrato, perché appunto l'Inghilterra è stato il primo paese al mondo a iniziare la somministrazione di questo vaccino Pfizer e quindi questo creava un po' di paura, eravamo forse un po' intimoriti. Così come la decisione di somministrare la seconda dose a 12 settimane piuttosto che a 3, così come indica la casa farmaceutica della Pfizer. Quindi un po' tutte queste situazioni appunto creavano paura, un po' di scetticismo. È anche vero che poi abbiamo deciso di fidarsi della scienza. Parlo per me, ho deciso di fidarmi della scienza, anche perché si deve considerare che si è trattata di una pandemia, quindi sono stati stanziati molti più soldi e molti processi burocratici sono stati accorciati di tempistiche, insomma, le tempistiche sono state accorciate. Quindi secondo me è giusto in questo momento fidarsi della scienza, fidarsi di questo vaccino.
perché lo vedo un po' come uno degli unici mezzi che adesso abbiamo per uscire da questa situazione, perché non credo sia possibile immaginarsi in un eterno lockdown. E per quanto ci sia la paura di effetti collaterali a lungo termine, c'era la paura inizialmente la paura di prendersi il virus una volta somministrato il vaccino. Ovviamente queste paure esistono, però la paura di effetti collaterali esiste anche per altri tipi di vaccini, esiste anche per alcuni tipi di farmaci. Io ho avuto probabilmente paura anch'io di somministrarmi la prima dose, pensando che poi ho lavorato per mesi in reparti Covid, la paura di prendersi il virus con la somministrazione del vaccino diventa anche relativa. Quindi sì, ho deciso di fidarmi della scienza, in generale un po' tutti adesso iniziano a fidarsi della scienza, abbiamo molte persone vaccinate, molti miei colleghi che sono molto meno scettici e hanno, credo quasi tutti nel mio reparto, ricevuto la prima dose, adesso stiamo aspettando la seconda. Credo sia giusto, ecco, fare la nostra parte, con la speranza appunto di proteggere noi stessi, ma anche i nostri pazienti, i familiari e perché no anche la possibilità di tornare presto a viaggiare avendo adesso questi vaccini, insomma. Sicuro, è sicuramente la nostra speranza maggiore, suppongo, di tutto il mondo di tornare a una normalità. Bene, una testimonianza da Londra di una giovane infermiera. Abbiamo con noi, lo saluto immediatamente, il professor Andrea Crisanti. Professore, buongiorno, grazie di essere intervenuto, perché so che lei ha sempre milioni di cose da fare. Allora, io la ringrazio del suo intervento perché non la presento neanche, perché credo che ormai in Italia tutti la conoscono e non solo in Italia, soprattutto per la sua onestà lucida nell'analisi della realtà delle cose, della quale io personalmente come cittadino la ringrazio. Le chiedo di stare solo pochi secondi in attesa perché dobbiamo lanciare un breve spazio pubblicitario e rientro immediatamente con lei. Perfetto, aspetto allora.